Filippi, che partita ti aspetti? Non sono d'accordo, guarda Gigi, non sono d'accordo con Lindo, veramente non sono d'accordo. Boh. Alberto Castellani. Non sono d'accordo con Castellani, mi dispiace. Io, sai Gigi, io non parlo mai male degli arbitri, ma delle sue sorelle sì. Chiedo un pronostico. Allora, così, secco. pronostico del Verona è Non tutto... sono d'accordo Va Gigi bene. con quello che dice l'ammirale, mi dispiace. Dal Brasile, Tonino è d'accordo con Filippo Rando? Abbastanza, tutto giusto, non l'ha fatto neanche una cappella, proprio tutto giusto. Niente di meglio di un Paganotto caffè, il caffè d'autore. Se le fa corretto pina colada, così quasi quasi a prima pausa vado a tomare un cammino, un bel caffè. Che la Roma non ti dà punti di riferimento, mentre il Milan ti dava punti di riferimento. L'S lunga ti dai punti fragola. Vedo che... Allora, quindi è più difficile. Il giallo per il tipo di partita, è il primo fallo che vediamo, primo in assoluto. Sulla caviglia? No, sulla Per schiena. me non c'era giallo, c'era lampeggiante perché dopo mezzanotte smorza tutto. Sì. Conosco un mio amico che stava sempre in barriera, prima parlava a voce normale, a un certo punto si è messo a parlare così, non si sa perché. Ma lei maite della Roma, lei fatta quel tessuto del morlacco per lavare i veri delle macchine, è tutte sudagi, o è loro che suda massa rispetto a noi altri. Guarda, è tutte moglie negate, si dice da noi altri. Sembra pelle di daino, insomma. Sì, ecco, il per morlacco capirsi. per lavare i veri della macchina. C'è anche l'altro Lindo che aveva qualcosa... Ma io non ci parlo con quello là. Ecco perché vedi, ecco, allora adesso secondo me il Verona è una squadra, diremo, arcigna, attenzione, aspetta che sto seguendo la partita, ho anche un po' di sonno quasi qua. Mi ero illuso anch'io, Gigi, che potesse anche scapparci un punticino, che dopo, sai, quando arrivi ad aprile, sono questi punticini che magari non ti aspetti, sono quelli che fanno la differenza. Sì. Anche a marzo non fanno mica male. Non sono queste le partite che il Verona deve vincere. 3-0 fa un po' Beh, male. comunque se si insomma. faceva un punto, nessuno lo buttava via. Anche con la Roma, non sono queste le partite, ma se c'era un punto... 3-0 fa un po' male. Sai, anche il discorso dei punti, è vero che non sono le partite che devi vincere, però ricordiamoci che i cugini l'anno scorso si sono salvati vincendo queste partite. Ma sono queste le partite da vincere? Allora, non so, non vorrei dire una cosa scontata come a Lupin quando finì, però secondo me queste non sono le partite da vincere. Bravo! Tutti i fans di Petagna, che siamo tutti qua. Il Petagna Fans Club.